Le mancava passeggiare qui? Cava, sì, e noi pedonali, noi siamo abituati a camminare. È contento quindi che il ponte sia riaperto? Sì, dopo vediamo le lamentele degli altri, ma comunque bello, ha fatto un bel lavoro. Ti è mancato passare qua sul Ponte Nuovo? Un po' per praticità, dico la verità. La praticità, anche perché io abitando in zona Famila c'era veramente molto più traffico all'inizio. E poi devi fare tutto il giro. Comunque sì, ma soprattutto si è modernizzato, stile Europa del Nord adesso, come ciclopedonalità. Bene anche che hanno riaperto qui, anche se i ciclisti vanno un po' troppo veloci. Se qualcuno si sposta di 10 centimetri potrebbe essere pericoloso. Finalmente potete tornare a passeggiare. Proprio mi mancava sto giro perché noi facciamo Ponte Vecchio e Ponte Nuovo e siamo a posto. Le è mancato questo passaggio pedonale? Tanto, è la prima volta che passiamo. Finalmente allora. Ieri hanno aperto almeno i pedoni e le bici. Lo vedo un po' stretta il passaggio per le macchine, ho paura che diventi. Vi è mancato passare sul ponte con la bicicletta? Un po' sì, in effetti è meglio passare di qua. Finalmente. Sì, sì, dai. È la prima volta che andiamo, sicché è bello vederlo. E sono tantissime le persone che si fermano anche solo per qualche minuto per guardare la bellissima cartolina del Ponte Vecchio. La meraviglia di guardare il Ponte Vecchio da qui. Sì, mi piace tanto così, vederlo. Sta godendo il panorama. Sì, ogni tanto segno vedere. Ho visto che stava facendo le foto, un bellissimo panorama da qui. Sicuramente, bello. Ma poi la meraviglia di guardare da qui il Ponte Vecchio. È sempre una meraviglia, sì. Questo per i turisti, guarda, è una meraviglia, anche per noi che siamo di qua. Ha fatto una foto da qui al Ponte Vecchio, quanto bella è questa cartolina da qua? È molto molto bella, certo. No, Bassano è bellissima, c'è poco da dire. La bellezza del Ponte Vecchio da qui, una cartolina meravigliosa. Sì, è un panorama stupendo. Chi è un ponte così? Solo Bassano. Bassano.